Ah, e ora Rosa, sento chi de patate. Patate sì. 230 kg de bisi. Sì. E se vedesse che bei chisè, ogni biso è grande come un grande ua. Qui del nostro orto invece, piccoli, poco più di un riso, e pochi, 20 kg in tutto. Ah, ma nel campo dei frati a Terrasè più grassa. Ma perché se manco in costiera e ha anche il vantaggio de che ha poca de acqua che passa, ma che ha verdura che fa tanto bene. Non agese più l'acqua, sparia. Ah, può darsi che avvenga ancora e fa sempre così, a vai, a vien. Stavolta il comune pensava di servirsene, ma dopo, tutto su un momento, l'acqua si sparia. No, e avvegnerà ormai, conosce la strada. Oh Rosa, quello se sta un miracolo. Anche a padre Ferdinando lo dise. Ma come? Da un momento a che altro viene fuori l'acqua proprio lì nel campo dei frati. Non che se dubbio se sta un miracolo. Ma vostro fradeo no pensa così. Quello striga indemoniare a Satanase. No, dica così. E che i suoi idee, ma pian pian si incorserà del contrario. Pazienza che vuoi. E quando si incorserà? E da quasi 50 anni? No, Rosa, non mi piace. In famiglia tutti timorati di Dio, tutti devoti religiosi, e io sei sempre stata pecora nera della nostra famiglia. No, a se fare al Signore. E a se volontà sua. E ora 300 kg di sucoi, 300 kg, sì. 200 fassine di biava, 90 di ciocchi e 150 di sparasi. Preciso. Un bel raccolto ciò, più dell'ultima volta. Cirillo lo gatito e a vedarà paruna se me gemetto, e la prossima volta padre Ferdinando resterà più contento e me regarà il rosario de madreperla che me ha promesso. E vostro fradeo, come al solito, non sarà contento. Cose de volte, Rosa, che mi fa pensare che sia striga, io comanda, io dispone e dopo e si acciappa col buon Dio e con la buonanima del nostro pare. 2 volte l'ha fatto spostare il campo, da sinistra a destra e da destra a sinistra. E il priore, sempre gentile, lo ha contentato. Ma avvocati, nodaro, carte boate, discussione, e par far cosa poi, par tornare di nuovo dove che si aveva scommissato. Che vorria una mogliere, forse il cambierie idea. Sì, forse. Ho fatto il vostro nome, Rosa. Sì, perché? Sì, mi sono sempre in corte che si simpatica. E so ben che vi parlo una vecchia simpatia. Beh, non dico neanche di no, Rocco. E mi piace. E il suo carattere ha qualcosa che interessa. Mi piace l'uomo energico, risoluto. Massa energico, massa risoluto. Gli uomini come vostro fratello va trattato come i putini. Una tirata di recce accompagnata da una carezza. Rosa saresti una bella coppia. E come maestra elementare potresti anche dargli qualche lezione. Perché sei ignorante, Rosa. Ignorante. E che ha fatto? 3 anni, dico. E a terza elementare. Si sposè, ha fatto anche una buona azione. Ma per sposarsi che bisogna essere in do a volerlo. Massa sentimentalismo. Massa, mi per far commedia. Avevo 40 anni e non mi sono ancora sposato. Cosa ti succede, Cirillo? Però me da un pedo e anche una staffa. Per cosa? Ero da domandare che se potevo preparare la cosa per portarla in convento. E non me la si dà, sapendome qua per narizza. Se stavolta padre Ferdinando va lui raccolto e il virlù torzio, meno che faccio più il servitore a nessuno. E mi avevo detto che se riestano per roba a portargli. Come che si è sempre fatto? E lui mi dà la staffa e poi un pedone sul... qua.
E poco sono da in chiesa. Padre Ferdinando mi ha detto che se che porta il raccolto entro sera e me dà un bel rosario di madreperla. Aspetta, aspettami. Rocco! Rocco! Cosa ha avuto? Vieni qua, te prego. Cosa fare? Non ho tempo. Te che dà una staffa a Cirillo, eh? Che ne ho avuto una anche a te. Striga, striga. Vieni qua. Bisogna controllare a nota del raccolto. Padre Ferdinando lo aspetta. E non risponde. Ghese anche Rosa qua. E cosa ha avuto che mi importa? Mandia via! E sai che non voglio nessun per casa. Sì, ora che calpaco via. E Tommaso e Domenica e se vedremo a messa. E non stasi più parlare a Rocco di quello che savi. Per cosa? Impisare un fuoco che non si può buttar fuori caldo. Se più bella fiamma che arde senza che nessun che suppia sora. Ma se nessun che suppia sora, se che sia un poco de bronze va a finire che diventa senare. E siamo che sta sotto a senere, chissà. Buonasera Francesca. Buonasera. Ciao Cirillo. Buonasera. Scusa, vero? Non te cavare mica risposta in trio? Ah no? Giuro che il diavolo mi fa un bucon. Se che il paronga invidia che ne resto venga su tutto è bene e ne su poco è mai e il formento ven su mai e si è poco mi. Che colpa che ne coi mise su che il campo che sei tutte maledizioni a terra. Tasi, ecco! Ecco qua. Ecco il raccolto del nostro orto. E questa è la roba meglio. Cost'altra a potremmo fare che non paston per i maschi. Ma cosa ha avuto che mi interessa a me dell'orto? Che avevo tutta st'altra terra. 9 ettari dico, tutti so ben a frumento. E ho detto, visto ti è il frumento, eh? E fa schifo. Sento che bei spighe d'oro che ne faremo adesso qua a giugno. Che ne faremo lo ame guarda. Grazie protettor, grazie. Non piove da circa 2 mesi e il formento di sta stagione è acqua. Ma non ghese solamente i tocampi che soffre, ghese anche a quelli che altri e tutti si disperati. Tu sai che sti giorni si prega tanto perché piova? E là? Beh, là... Là dico, là! Dove? Là, nell'orto del campo dei frati! Là, che se sta l'acqua fino a 15 giorni fa. Sì. E a terra che podesto sorbirla e averghe un vantaggio. Ma dopo... Dopo si sparia. E così fa sempre da quando che è venuta la prima volta. Qua serve all'orto del campo dei frati e arriva. Qua serve al mio e sparisse. E comunque... Comunque, so ben cosa che ho da fare. Ho un bel programmin, cara sorellina. Un bel programmin. No, non te penserai mica di spostare il campo pa terza volta? Te che visto che il risultato è sempre sta quello. Dove che si sposta e arrende, e dove che già era prima non arrende più. Pare impossibile, ma è così ormai. Ma è così, E se per questo che tutti consideremo quel campo il campo del Signore. Qui a terra, non ha del Signore. Chi sarisse io, sto Signore? Mi so il Signore di qui a terra, mi che cammino da sola, mi che a lavoro, mi che se voglio, che faccio crescere una pianta e poi con una peada scavezzarla in do e buttarla sul luo amaro, va bene? E ora perché non te fe crescere il formento come che doveria crescere in sta stagione senza pregare tanto Dio che ne manda a piova? Mi non prego, perché non ho mai pregato. Mi spero. Non piove perché io savio innanzitutto voi altri perché piove. E ho setto ti intelligentona perché No, piove. no, non lo so. Ah, non ti ho setto. E ti ho setto. Sì, perché quando che gli angeli piansi mi fa il piscino. Tasi, cretin! No, perché gli angeli piangono, i santi fanno piscina. No, piove perché nuvole si fatte di fumo. E il fumo si è fatto di vapore di acqua. Tutto un momento si va in coste e si sfregua e piove. E ora si vede che stavolta non si sfregua. Ma in fin dei conti, se puoi sapere cosa che te in mente di fare? Contesto è il testamento di me pare. Sto già d'accordo col mio avvocato. O è a va o è a spacca. Il gatto si
striga e non te vai d'accordo con nessuno. Non vado d'accordo con nessuno, perché c'è incompatibilità dei caratteri tra me e i cattolici apostolici romani. E una ragione che c'è. Io non so cattolico, non so apostolico, e te pare che mi sia romano? E ho tutto il diritto di contestare il testamento. Te sei un ignorante e non te capisci quello che te dici. Mi sto ignorante, a me non capisco quello che dico, mi capisco sempre quello che dico. Ti ricordi l'anno passato, quando cagavivo esto che venne in paese per la festa del santo protettore? Ti ricordi che siamo tornati a casa? Che abbiamo trovato e a casa svaisa 7 poiastri e il maschio sparì. Ciao! E lui là, fermo, immobile, come che non fosse successo niente. Dico, finché si tratta della mia roba, vabbè, io conosco i miei sentimenti e se anche scusabile, ma a biancheria tua e a biancheria di una cattolica, se imperdonabile. Manco mai che ne trovai schei in contanti 1 milione, dico, 100 padiglione da 10 mia. Per questo ho fatto bene a scondere chi schei. E te farissi bene a darmi in drio perché qui schei mi setto. Mi! Metà, perché che altra metà se mia e sta ben sconti dove chise. E poi, ti osea, quando che qualcuno ti roba qualcosa, sei il diavolo che se ne serve, ti osea? È il diavolo che aveva bisogno di tua biancheria intima. E che da essere bello il diavolo con i tuoi mudande e i tuoi giripetti. È il diavolo che aveva bisogno dei 7 poiastri e del maschio. Se si mangia così bene all'inferno, mi ricordo subito. Non esiste il diavolo, non esiste nessuno. Ma e ora chi sei che ha fatto il mondo? Chi che ha fatto il mondo? Me fa pecca me fa. E il mondo, chi che l'ha fatto? È nato così, un poco alla volta, milioni, miliardi di anni fa. Però... Tasiti, traditore, magna pan a tradimento, e magna il mio pan e sta attento a quello degli altri. Guarda, sarò paronde tutto qua dentro, te manderò fuori le piedi e ora te andrei da padre Ferdinando a impennirti a panza. Bisogna vederlo ciò, tutto il giorno là, al convento, al piccolo campo dei frati, è là che il suo, e lavora, e taglia, e liga, e fa il giusta, e fa di tutto sto Che quello sei un disgraziato. orto e ora che si da tagliare, da ligare e da aggiustare. Ne resto che se soffro, mento Sì. e ora... E ora mi su qui a terra, ti scavarò una buca. Anzi no, ti farò scavare questo mano. Bisogna vederlo ciò. Prima il prega. E dopo il porta e bestioine dall'orto dei frati sul mio. non si vede. Te l'ho visto vi, te l'ho visto. E le mette dappertutto, si ravanei, sua salata, sue carote, e maschio e femmina, un allevamento il mega fatto sto Mica il giorno il disgraziato. cavallo, non è vero! E toglie bestioine dal campo dei frati e le mette sul mio. E ho setto per cosa, e ho setto. Par dispetto Non lo è fa. vero! E bestioine che se... Perché lui non vuole dargli a medicina? E ora aveva morte delle piante! E a morte. E ho setto ticos che sei a morte. E a morte, Una roba morta da qua è che ne sarà una viva. Tante robe vive. Perché noi altri, dopo morti, se si impasta qua a terra, col fango, col paltan, se diventa polvere, piera, sasso, erba, frutta. Nostro pare per esempio, poderia essere diventata una roba come questa. L'anima che passa da un corpo all'altro. Sì signora, anche da bestia. Trasmigrazione dell'anima. Ma chi sei? Chi sei che ti ha impegnato il cervello con tutte ste monade? Secondo te il farmacista Gian Andrea, il fattore degli stupidi quei che studia cara Mica mia. farà anche studiare, ma i setto degni compagni. Va bene, dove sei qua a nota la cosa? Dove sei? Là, sua toia. Fammi vedere. E a controllare. E che era? Anche la rosa qua.
Che sei una brava tosa, Rosa. Tosa? E ha 40 anni? Ma a 32. Mia credo solo quello che vedo e non quello che mi dice, va In bene? ogni modo, ti, caro mio, te che ne che è 47. Guarda se è possibile, dico. 200 kg di bisi. E sono ne orto 20 kg. Se è possibile una roba del genere? Io setto che gavaria caro deve darti sposato a Rosa. Te saresti più quieto, più tranquillo. Qui a po', sei una donna affettuosa che ti aspettaria quando che te torni casa. Mi so che a Rosa te sei simpatica e a te sei sempre sta simpatica. Te o sei anche a tia, diseo te o sei. E ho sento che te mi hai rotto le scatole. Si striga. Insomma, secondo voi altri, mi doveria portare il raccolto a padre Ferdinando con rosario in mano e dirgli grazie padre, grazie che non ti avevi fatto crescere neanche una patata da tirare, so che a testa una sega la mia sorella, guarda. Mi st'altro raccolto che io porto, ma in nome del padre, così sia, Dio assegna. Tanto noi altri, non soleta, siamo milionari, no? Siamo neanche dei quaretti. Grazie a Dio una casa e un tocco di terra lo avemo. E se chi che non ga neanche l'acqua per lavarsi gli occhi. Io non guardo mai qui che ga manco di me, mi guardo sempre qui che ga de più di me. Guardami, mi mindari a farmi suora. Sì, ma de clausura, così al manco non te vedo più. Vago via e domani farò benedire a casa. Sì, e mi abbrusano, guarda, e abbruso. Ma è ostega. Vedere qua. Guarda se è possibile. Guarda se è possibile. Mi piglio altro una mina e la metto sul campo dei frati. La metto. Salve Rocco. Menego. Aria di tempesta? Aria del terremoto. Cosa ha avuto? Niente, passavo di qua e te posso aiutare. Come te sei andato a ti raccolto? Ah, ma mi non, grazie a Dio. Sì, patate in abbondanza, ciocchi e sparasi è una maraviglia. E se il formento che mi preoccupa. E non vuoi piovere? Te sa chi parla di una processione per quest'altra domenica se non piovere prima? Sì, io so. Beh, vedo che te sei nervoso e te saluto. Ciao. Ah. E Rocco, te lo sai che non mi ricordo più che parola, che storia che te mi hai contato dell'anima che diventa erba, pievora, gatto. Mette. Mette in psicosi. Noi altri, dopo morti, potremmo diventare una roba come questa che tocca io. Mette in psicosi. L'anima che passa da un corpo all'altro. Che vuol dire la stessa roba. Mette in psicosi. Sicuro che dico cammino. Perché, per esempio, che se certe robe che non si spiega. Mia, ad esempio, ho una gatta. Vecchia adesso. Beh, io sento che a pensare che bene. E a me pare che adesso mia a me povera moglie. E cosa andrò andare fuori e a me guarda come per dirmi. Ciao. L'ho detto adesso. Perché mica l'occhio la peste stracco a qualche cosa. E a me mette in soggezione. E ciao. E se vado fuori mi passa la voglia di divertirmi. Salve Francesca. Che dicevo a Rocco che domenica il santo patrono sarà portato in piazza. Sì, e ordinerà caffè e gelati per tutti. Da piazza si vede tutti i campi e da dea si potrà pregare.
perché il buon Dio fa piovere e anche perché un po' de fede entra nella coscienza di tutti. Beh, se parla di me, Oh, anche io le daretta a certe stupidaggini. se robe che mi interessa e mi piace parlarne. A proposito, io non era tanto amica della mia povera moglie. Beh, conosce a megata. Ma andiamo bene col mia sei pace. Ciao Rocco. Ciao. Farò! Sai che sei? Se arriva padre Ferdinando! Neanche fosse arrivare imperatore delle Indie. Il se anche arrabbia! Anche a me. Anche io? Strano! Ah, non ti sapevi. Sì, anche a me. Pace bene, salute bene, pax in hac domus, pace Anche padre. bene, salute bene. Cillo una carega. Padre! Basta stare! Grazie Cirillo. Salute Rocco. Salute! E ti va via, va a lavorare, avanti! Con permesso, Mi padre. raccomando, tieni da conto il rosario. Ah, sì! E guarda, io vengo sempre con me. E domani a venire in chiesa farò comunione e poi mi confesso. Marito, avanti a lavorare che non manca lavora, avanti! Che ne avevo promesso uno anche a Francesca. Ecco, Oh, che bello. Grazie padre, grazie. madre perla e il crocefisso, il Z d'argento. Grazie. Dunque, come mai sta visita? Già ero venuto a ritirare il raccolto come tuo desiderio. Rocco, figlio mio, non è la prima volta che, mio malgrado, sono costretto a parlarti così. Sei su una brutta strada, molto brutta. Bruttissima. Ma specchiati nell'anima santa di tutti i cristiani e principalmente in quella di tuo padre, che fu un devoto e onesto lavoratore. Affrettati a prendere la buona via, non aspettare il domani. Ad bonam frugem redire, ad bonam frugem redire. Prima di tutto non parliamo pastrocci che non capisco, se no dovrei far finta di aver capito e rispondere una roba per un'altra, va bene? E va bene, cosa te è stata in testa di nuovo? Niente di nuovo. Si tratta di trovare in via amichevole una soluzione definitiva. A proposito di che? A proposito del piccolo campo. Del campo del Signore. Lui crede che sia del Signore, ma è tasse, è pago mi e non il Signore. È la gente che lo definisce così. Vox populi, vox Dei. Ah, attacchiamo da nuovo adesso. Dunque, Dunque, stesso, se te permetti, parlo mio. Il testamento dice testualmente così: lascio mio figlio Rocco, erede del mio podere, nella misura di metri quadrati 100.000, sempre che parte di esso, e più precisamente 10.000, e cioè un ettaro, sia dall'erede riconosciuto come proprietà del convento dei Frate Benefratelli, e sarà quest'ultimo ad usufruirne. Beni, diritti ed usufrutto, e ciò per il benessere del convento stesso e di tutti i poveri del paese. Dice così? sicuro, E accettasti tu questa clausola? vero? E ora? E ora, come se che potevo, nel momento del dolore, baruffare come mio pare. E adesso non c'è la stessa roba. Adesso il dolore mi si è passato. È come che si dice: chi si abbalta giace e tace, chi vive si rialza ed è in pace. Esatto. Anche st'altra volta te mi hai detto così, E te mi hai domandato che il campo il fusso spostato. E non una sola volta, ma ben 2 volte. E a seconda volta te mi hai domandato che il campo il fusso spostato dove che già era prima, e cioè dove che si trova adesso. È vero? Verissimo. E perché tu fossi contento, dovetti mettere in pratica tutti i miei buoni uffizi verso il priore. Adesso coschete voi di nuovo, Bada Rocco, che la pazienza, sebbene quella divina, ha un limite. Dunque, Intanto vorrei sapere da sta pazienza divina come mai sul vostro orto se fa e sul mio non se fa niente. quei dei tuoi vicini, rendei, bene? Benissimo. E ora può darsi che te sei ti
che ti curi mai il tuo. Tener fede bisogna, tener fede. Se 8 anni che tengo fede, da quando si sta aperto il testamento di me pare, e se 8 anni che spero di vedere un segnale di speranza, di carità nei miei confronti. E invece mi tocca mandare sempre bocconi amari, solo bocconi amari. Anche a me, e avevo una fede una volta. Dopo ho dovuto convincermi del contrario. Cosa avevo che aspetta? Di andare a carità? Ah sì, per venire da lui, rappresentante di Dio, a domandargli un tocco di pan. Ma noi non vogliamo che nessuno si privi del necessario, ma del superfluo. Io considero superflui 10.000 metri quadri di terra. E cosa rappresenta di fronte ai 90.000 che te è? Ma sì, cosa rappresenti? Quel che mi manca per averne 100.000. In conseguenza di questo, da sto momento c'appo il controllo generale di tutta la mia terra. Di una parte lo puoi, di quella parte che Dio ti ha donata. Tenendosi il tocco meglio per lui. Tasiti! Ma se non con neanche parlare. Tasi lo stesso godito! Diventa migliore, Rocco, perché tu non hai fede in quella tua. Ma non piove, E se è colpa del convento? ed è colpa Se mia! è colpa del diavolo. L'onnipotenza divina saprà E calpestare. dai a questo diavolo, e dai a questo Ti diavolo! lasci suggestionare, Rocco. E il peggio è che la tua fede la fai dipendere dall'orto del tuo podere. Se questo rende, sei pronto ad avvicinarti a Dio, e se no te ne allontani. Ma con Dio non si fa questione del dare per avere. Dio è grande. Addio, Rocco. Addio, Francesco. Addio padre. E ora, siamo intesi? D'accordo, inizia pure gli atti legali. E che dica pure ai suoi superiori che possibilmente vorrà risolvere la questione in via amichevole. Se no, dopo, è a sé guerra! Vabbè, in guerra. Intanto vi prometto di portarvi il raccolto. Non voglio sporcarne le mani. E il mio non è un atto di debolezza, ma da gentiluomo, così, per scomissiare i negoziati diplomatici. Dopodiché, a se guerra, fredda! Va bene, buonasera. Arrivederci! Mio padre. Arrivederci! Oh, sega! Fate il tasmato anche a questo adesso. Farò! Ho trovato questo! Dove? Nel piccolo campo! Nel campo dei frati e nel piccolo campo? Sì, proprio lì! Dammi qua, fammi vedere. E va, e se sarà? Fermo, non toccare niente. Fermo, bonito. Skei! Skei de oro! Anche se è una carta! Guarda, Cirillo! Anche se è una carta! Skei d'oro! Fammi vedere! Marenghi d'oro Bessi 2000! 2000? C'è anche una data, c'ho 39 del 43! Mamma mia! 2000? Guarda! Che bello! Guarda, Cirillo! Dove sei? Dove sei che te ne trova sta cassetta? E al confin? Sul piccolo campo? Sì? De là o de qua? Proprio al confin? E ora, de qua? Ah no, de là! È che sei ancora abusa! Ieri devo scavare per terra per piantare un paio per una vigna. E mezzo metro sotto terra ho sentito che gli era duro. E ho trovato questa! Sito, capio! Sito! Neanche una parola perché te sia un uomo morto, guarda! Te picco poco a poco come che te fossi un po' estron. Capio? Sito, non parlare con nessuno.
Dove vai? Vago via. Ah no. So. No, la Là. cantina no. Sì, te vorresti andare da padre Ferdinando a contarvi tutto, Solo dito, là. E quanto vuoi da starmi? Finché mi fa comodo a me. E silenzio, non parlare, non sta a sigare perché te copo. Te pico, budito. Sito! Vai in letto! E ti? Mi dormo qua! Oh, qua dove? Agonito, vai in letto! Sì, vago. Dio mio, aiuteo ti! Cosa fai tu? Ma sei scuro! Per forza ebete de sera, de notte! Sta zitto, bonito! Se no te cupo, te pico! Basta ciacolare che se quasi arriva ciao e dopo che avevi tempo dai su dai Francesca mi sento là Francesca lavoro sta una sedia che non va mai avanti va bene ecco qua dai che preghiamo forse sì Padre nostro che sei nei cieli. Ma no, intendevo il Padre nostro, mio ed Rocco. Mi credevo invece che te parlavi. Credi. Ecco! Signore, qui è una coppa. Niente, falso allarme, mi pareva. Basta Stiamo altri vedete ora. Beh, che ora che sei? E ancora è 7. Dove sarà andato Cirillo? Noi ho capito. E se da via? Ah, non vorrei essere Cirillo, che Rocco arriverà qua. Cirillo non arriva più. Ma a me mi domando, come ho fatto a scappare? Da un finestrin. E il mega conta tutto dicendomi che andava da padre Ferdinando. Immaginate cosa che è successo quando che io ho contato a Rocco. Il terremoto.
E pretendeva perfin che me magnasse tutte sia e candè preparava il santo patrono. E quando che il ha visto che gli ero drio magnarle, e il mega detto, a salà che magno mi. E che ho mangiato? Non lo so, che ne ho trovato che do. Oh, Gesù, cosa mangiare candè, altro che. Come era da arrabbiarsi? Un tesoro di 50.000 merenghi d'oro! Ma se poco fai già era 30.000. Ma insomma, quanti sei? Ma mi pare 30.000 o 40.000, ma non mi ricordo bene cosa che mi abbia detto Cirillo. Ah, beh, perché mia mamma mi ha detto 20.000. Tasi acqua in bocca perché se Rocco via a sapere che do parlare. Sì, e De Cadeno che ne sa più in casa. Sai che vi dica una roba invece? Se Rocco che avesse saputo prima del tesoro che gli era in quella terra, Beh, io stesso del convento saria sta. Guarda, se è meglio che continuiamo a pregare perché strigate Rocco. Vabbè, se è Caterina che interrompe. Mi? Ma te sei sta prima ti per via dei monedi. Visto? Vabbè, ma una volta sola per rispondergli a Francesca. Vabbè, che ti si una ciacona. Ah, tira in guassa. Ah, sì, ciao. E cosa che tu hai detto al memoroso ieri sera? Cosa che hai detto al tuo principe azzurro? Che non voglio sposare, perché che manchi i denti qua davanti. Hai doventi davanti, figurati. Cosa è sta illuminazione? Cosa è ste candele? Ve faccio mangiare, tutte ve faccio mangiare, ve faccio mandare giù. Rocco! Anche te sei qua a pregare perché sono indemoniato. No, Rocco, no. Brutta bestia. Siete voi mangia una candela! Basta buona, sta via partì magna succa, via, fuori di casa mia. Ma guarda la maniera di trattare a gente dopo che se pregava per ti. Potevi fare anche le manco e adesso va via, Sì, avanti. sì, vago. Ave Maria. E non prima sta a pregare. No, ragionavo fra me e me e dicevo, chissà se se sta da padre Ferdinando. Che si può sta? Ma dighio, tua sorella, dighio. Non sto niente. Intanto ti dico che 40.000 monete. Un poco a volta e diventa 100.000. Quante se? 20.000, 30.000? Dighio, tua sorella, dighio. Questa è una roba che a soretta non savara mai. Io stava solo il fradetto. Mi dispiace invece che ho stanca quel muso da Canda e Cirillo, ma che non staga più venire qua, sa. Che non venga più qua perché ho coppo, guarda. Che staga là al convento a impegnarsi a panza de figure dei santini o dei rosari de Madre Perla. Voi a me morte, ma mi non moro. Mi ve faccio crepare tutti, de rabbia ve faccio crepare. Senti Rocco, portegli in cesa che loro. Così potrà beneficiare tanti poareti e il Signore ne darà grazia di un raccolto abbondante. Se no, cosa dirai a gente? Che te sia appropriate un tesoro di 50.000 monete d'oro? Che te porta via il temporale. Domia, domia! Ah, domia, finalmente che ho cosa vedo! Ma è orsega anche a te! Ne scusa, Rocco. Rosa! Se mi versi a porta, pago via. E avevo spaventato, Rosa. Sì, E a me scusa. ma non mi sono mica spaventata per me, ma per lui. E per me? Per cosa per me? Perché mi dispiace tanto quando che si rabbia. I me fa arrabbiare. Se è vero, io fa arrabbiare. Non so, Rosa, ma mi ispira fiducia. Lo so. Come lo sa? Sì, perché capisco sempre. E anche adesso capisco che lui vorrà confidarsi, liberarsi di quel groppo che gli ha in goe, e vorrà magari domandarmi un consiglio su ste robe che succede, ma non lo fa. Perché ha paura che a me risposta che rovini i suoi piani, che in coscienza il sa di non poter attuare. Non è vero, Rocco, non è vero. Non so cattivo, sai che mi fa arrabbiare. Ah sì, anche a Uga da avere sua ragione, se no sarebbe un matto, Ecco, no? vede che bello che sai parlare con gente che te capisce. Anche a me, ego dei momenti di rabbia, ma se capisse vicino qualche don che mi capisse,
Ma son sola? Beh, adesso ho bisogno di star solo anche a me. Arrivederci, Rocco. E si ricorda che se avesse bisogno di un consiglio? Beh, che ne domando subito uno. E a sa la storia del tesoro ed è tutto il resto, vero? Dunque, sì o no? No, No! il faria mai. Non ha capito niente. Arrivederci. Oh, sera. Chi sei? Ah, avvocato, avanti, presto! Che caldo, questo è un deserto, altro che cuina. Un deserto, avvocato! Avanti! Dunque, siamo i suoi. E non lo vede, che bisogna che se ne domandarlo. Sì, dicevo così. Te anche se è messo rea, ecco. Ecco, e ora non siamo suoi. Sì, ma cosa sarà dappertutto? Se a voi venire qua, bisogna che faccia il giro. Beh, no. E ora? È una cosa. Dove sei il tesoro? È il tesoro? Ma viene dal mondo della luna è un avvocato. Lo che ho udito l'altra sera, là, sulla terra del campo dei fratti, proprio sulla linea del confine. E adesso lui, avvocato, visto come che stai robe, è il mega da dire a chi che appartiene sto tesoro qua. E il guarda, avvocato, e il guarda, un tesoro, e il guarda, l'ho visto? Che bello, che colpo di occhio, che fortuna! Ma sai che mi trema i gambe! A lui! Mi dice da ieri sera che mi trema. E adesso ego contà, avvocato, come che ho detto, è il tesoro, si sta trovando proprio sulla linea dei confini. E adesso lui, avvocato, visto questo, è il mega da dire a chi che appartiene sto tesoro qua. Beh, dunque, vedemo, il primo proprietario... È me! No, suo papà, il defunto Giovanni Barbati, primo proprietario. Col fatto di adorazione, siccome che lo avesse venduto, quindi si era spogliato di ogni diritto. Altro che spogliare, è già morto. Ma se fosse stata dita sarebbe stato lo stesso. Se noi avesse savesto del tesoro, ma se lo avesse savesto, lo avrebbe ciapà e dammi. Ecco, caro avvocato, di cosa dobbiamo discutere? Del sentimento paterno. Se mi pare che avesse trovato il tesoro, lo avrebbe ciapà e dai a me. E siccome che adesso se ne me man, siccome che mi avesse dato, me pare e buonanotte. Ciacque, caro Barbati, ciacque. Noi altri non potremmo affrontare una causa su supposizioni, sentimenti, ipotesi. I fatti, che se qui che se, ed è qui dovremmo discutere. A rigor di logica, ed è come che sta roba il diritto al possesso del tesoro in questione, se del convento. Chiaro. E ne lo dice così. E come voglio dirgli? E dirò di più. Che a scoprirlo resta Cirillo. È il suo garzon vero. Sicuro? E Cirillo se è medipendense. Cioè, voglio dire che se Cirillo non fosse stato medipendense, non si avrebbe a trovare il tesoro che adesso ve ne parliamo. E questo cosa sta a significare, caro avvocato? Che se mi non sono d'accordo, e il convento non può diventare paron del tesoro. Se mettiamo d'accordo può darsi anche, ma... Ciacque, caro avvocato, ciacque, questa non se ne può ragione. E mi ascolta bene. Quando il tesoro viene scoperto da una terza persona, Cirillo, del fondo altrui, convento, per effetto del caso la legge per completare il diritto del proprietario stabilisce che metà spetta a questi e metà spetta al convento. A Cirillo dunque che spetta metà, e che altra metà al convento. Chiaro?
Avvocato? Ma io sono il melegaio o quello del convento? Io queste robe qua non ho neanche da dirle. Io non ho la meta che pusi su erecchia a nessuno, ho capito? Ma io non posso venire contro la legge, caro mio. Altro che puoi andare contro la legge? Se no, cosa vuoi chiamare a fare qua? Se io fa tutto secondo legge, basta, a causa non se ne fa più e voi altri andate in ma ora. Come che si dice? Trovato l'inganno, fatta la legge, trovato l'inganno. Io ho studiato l'inganno per farmi avere ragione. Se no, cosa vuoi chiamare a fare qua? Ma che pare giusto che a parte a metà che aspetta il convento, st'altra metà che abbia da aspettargli a quel disgraziato, a quel farabutto di Cirillo, mie monete d'oro e mi, ex proprietario di Chiatera, stanno qua a guardare. Ma chi è? Chi è che ha fatto sta legge? Devo farsa conoscere, che tiro il collo come un poastro. Calma, che non è il caso di tirare il collo a nessuno. E leggi e fermo noi altri, quei deputati che mandiamo in Parlamento. Cerchiamo invece di affrontare la questione con serenità. Se Cirillo, come lui mi ha detto, non fosse scampato, se poteva aversi messi d'accordo a vedere qualcosa. Sì, una volta in tanca infatti ero andato in cantina per mettermi d'accordo, ma sono da Cirillo gli era da scampare e a carta che era dentro non l'avevo più vista, basta. Chi era la carta? Sicuro. Una carta con scritto il numero delle monete e una carta vecchia con scritto il numero delle monete e una data che non mi ricordo neanche più cosa. Ma lui non mi aveva detto che era. Per forza, sono io qua di fretta, mi so da smettegare, ma la roba è andata così, caro avvocato. E adesso dove c'è sta carta? E a che se resta ne mande Cirillo, sto disgraziato, che sicuramente che aveva da a padre Ferdinando, conoscendo il numero esatto delle monete, e mi mette nelle condizioni di non portarne via neanche a me. Certo che se a carta restava nei miei mani, poteva dire, voi le monete d'oro, tu che ne sei 8. Senza contare che potevo dire che Cirillo gammentio, che carte mai vista neanche all'ombra, tanto testimoni non ne era. Ma io cavaria chiamare a giuramento. A giuramento? E cosa mi importa a me? Ecco il mio vantaggio, caro avvocato. Io non sono credente, caro avvocato. E se per questo chi caria dare la sua a Cirillo e lui in gara per falso giuramento e appropriazione indebita. E mica varia spaccare a testa a Cirillo. E io ancora così metteva dentro per falso giuramento, appropriazione indebita e via de fatto. No, avvocato, no, non va mia ben così. Ma che modo di fare se questo? Non me ne fanno dar bene neanche a una. Come solegare col dovere? Diversa che oggi qua solo Cirillo sa come che se andare robe. Come vuoi che vaga robe. Fra poco vedremo comparire qua padre Ferdinando col maresciallo di carabinieri che mi domanderà conto del tesoro. Ma mi guarda avvocato, messaro in sta casa, messaro qua dentro e monete d'oro. Hai mandato una volta come caramè avvocato. E dopo mi sarò in un sacco con la piera e mi butto in canale perché, avvocato, questo tesoro qua, questo è te, sta trovando a terra deve pare, che ho capito? Calma, non tutto mai ben per nuocere. Se l'esistenza di sta carta può essere utile ai fini stessi di a causa e potrà farne sapere chi che è il vero proprietario del tesoro, che nessuno potrà fare suo finché non si passa il periodo di tempo stabilito dalla legge. Perché, avvocato, ma manco mai che mi dà qualche speranza e me aveva io, questo no, st'altro no. Perché, avvocato, sta causa, voglio vincerla, che ho capito? Asso qua per questo. Ma io non ho mai vinto causa. Perché, avvocato, io comincio a parlare chiaro, come sono un uomo franco e leale. Se lui mi dice, caro Barbati, mi sta causa non so fare, mi asso e so 20 carte a mie e mi tolgo un altro legale, perché sta causa voglio vincere l'avvocato a costo di mangiarmi anche a camisa, che ho capito? E vinceremo! E se per miracolo Cirillo dovesse consegnare la carta a padre Ferdinando, sì, si potrà cercare un accordo segreto con Cirillo. Ah, perché ho capito. E l'ostacolo principale
È Cirillo, avvocato, vero? Sicuro? Nel test più importante. E ora, avvocato, se fa come che dico mi, e mi ascolta mi, e vedrà che sistemiamo tutto, avvocato, e mi ascolta par fio e par segno. Se copa Cirillo! Sì, che fino al come la lua, padre Ferdinando, al superiore, tutti quanti, il resto mi so il paese, mi è il monumento ai caduti, guarda! Calma. Bisogna invece aspettare che si muova prima il nemico. E studiare a che parte colpirlo. Presto! Chi sei? Samiparo, Cirillo! Cirillo! E il verso sta calmo e attento. Zitto, chi? Oh, è il nostro Cirillino! Eccolo qua! Buongiorno, caro. E c'era un avvocato che diceva che non sarebbe tornato. E disse, no, io ho detto, no, avvocato, Cirillo tornerà, perché poveretto lui è senza genitori. E questa, e poi considerarla come casa sua, perché sia me che mia sorella, anche che abbiamo fatto da genitori, mi sento sopare. Papà! Ah, Cirillino, ma dimmi, caro Cirillino, dimmi, zitto sta da padre Ferdinando? No! Sì! Sentivo, avvocato? Ed era lui che diceva che non gli era andato. E invece, è che se no? Ma dimmi, caro Cirillo, di quanto papà, che t'ho detto a padre Ferdinando del tesoro? No! Sì! E dimmi, caro, cosa che ti ho detto, padre Che Ferdinando? ieri sera, verso le 8:30, nel campo del Signore, Sì. finché io ero drio a lavorare, go trovare a terra una cassetta. Una cassetta, e te avere detto una cassetta e basta? No! Ah, no? La cassetta dove che gli era tanti marenghi d'oro e che lui ne aveva tolta. Brutto disgraziato! Vieni qua, non te faccio niente, vieni qua, non te faccio niente. Lui e potrei anche coparmi, ma me non mi muovo. Ah no, e par cosa? Perché, come che ha detto padre Ferdinando, non si può mettersi contro la volontà di Dio. Ah, Polvere semo Eh. e polvere torneremo. Queste sono le parole del priore. te che parla anche col priore, non bastava padre Ferdinando. Mica porta padre Ferdinando, anche con padre Giuseppe, l'amministratore, che ho parlato. Questo l'ha messo in rivoluzione il convento e ha fatto il concistoro. Ma dimmi, caro Cirillino, dimmi, chi sei io, padre Giuseppe? E l'amministratore, quello dei skate, non ho detto. Ah, e il priore cosa aveva detto? Non avevo mica venire qua perché avevo paura. E lui mi ha detto, va, e qualunque cosa accada, accettala nel nome di Dio. Va. E le porte del paradiso si verserà davanti di te. Va. Ma intanto te sarà la porta sul muso, va. Se avesse tasesto, mi sarei reso complice di una iniquità. Se l'avevo detto avvocato, Mi? Non comincia a parlare. Adesso sta tu. cosa che tu detto? Iniquità. Chi sei che ti ha insegnato sta parola difficile? Padre Ferdinando. Brutto disgraziato, farrabuto, te copo, guarda, te copo! E dimmi, caro, cosa che ti ho detto padre Ferdinando e padre Giuseppe? Ma vieni! No, non aver paura, vieni qua. Non te che detto che polvere siamo e polvere torneremo e te che paura. Ma no, dimmi a me, caro Cirillino, digli a tuo papà qua, che t'ho detto a padre Ferdinando che dentro la cassetta che gli era una carta con scritto il numero dei skei. Questo no, al manco! Al manco. Sì. Dimmi, Cirillino, dimmi, caro, dimmi. E a carta
Dove sia? Gli ha detto da padre Ferdinando, questo no al manco. Al manco. Sì. Brutto disgraziato, farabuto e Arcamona, perché adesso senza più carta non te resta neanche quelle mie monete che ti toccava, te resterà in braghe di te, brutto disgraziato. No, padre Ferdinando, mica detto che mi aspettava a metà. Avevo visto assare tutto al convento perché finisse il campanile. Anzi, perché io passa più alto. Brutto, guarda, mi spero di vivere finché finisse il campanile, patacartela de sola la punta più alta, finché i corvi non te gamaià, brutto disgraziato. Ma padre Ferdinando, dove sei padre Ferdinando? Sì, con padre Giuseppe in convento del Poto venire qua e che mostrerò il posto dove che ho trovato il tesoro. Intanto è il tesoro qui e nessuno lo tocca. A costo di mettermela fuori dalla porta con un canon grosso così, guarda. E adesso va via. Fuori da casa mia, Maria! Ragazzino disgraziato. Avvocato, ma cosa che si fa? No, avvocato, io mando via. E case sempre, non dice niente, ma non vede che ho bisogno di essere aiutato. Avvocato, io prometto. Mi che faccio causa, avvocato, che faccio causa. A lui sì, ma non vede che ho bisogno di essere aiutato. Ma io so che so da solo contro 147 frati. Io so, avvocato. E non mi dice niente, E mi aiuta. Cosa morlo e una roba. E mi si ciappa così all'improvviso. Sì, cosa bisogna? Avvisarlo un anno prima per avere un aiuto o qualcosa. Vede che ho bisogno di attaccarmi a qualcosa per stare a gara, avvocato. Ma se mai si imbrogliare sta roba? Ma se imbrogliare, se potesse. Come se che si fa? Avvocato, un'idea. Una grandissima idea. Fora! Un tae nega da sto tesoro e dopo le spario. I stiani hanno spariti tanti qua a guerra qua in paese. Capisco. Chi è che potrebbe provare è il contrario di quello che dico me? E se che il tae creduo morto e tornasse sul serio? E cosa credi io? Che non staria contento di trovarsi signor? Vabbè, anche questa, ma se passa il periodo di tempo stabile da regge, il convento reclamerà il suo diritto. E insomma, avvocato, io quando che si deve darmi contro, e trova tutte le sue buone ragioni. E ha scomisso a sospettare. Le cose? De cose? Non vorrei che lui fosse un fraton travestito da civile. Ma non dica se il parla seriamente, dunque. E ora troveremo un imbroglione che ne si fa passare per quel tae e sistemeremo tutto, avvocato, no? Ho capito? Beh, sì che ho capito, ma... Chi è? Cosa è? Avvocato, padre Ferdinando con altro frate. Demo in camera mia, ispettiamo di là. Io sei disposto a tutto, vero? E guarda che in caso di violenza, avvocato, mi sparo, ho capito? Mi sparo, avvocato. I frati che circondare a casa, e guarda, vedere che circondare a casa, e guarda. L'ho visto. Ma ci ne sono due. E a una pattuglia avanzata, avvocato! Presto! Avanti, devo de là! Avanti! Prego, padri, prego! Non permesso, che calura, figlioli, che calura! Cirillo e Careghe! Se non piove siamo Grazie. Ma, padre, che sarà processione domenica? La processione. Che sarà, vero padre? Certamente. Troppi peccati, figlioli, troppe Iniquità. Beh, cosa fasiamo ancora qua voi altri? Andè! Voi vi non sapere delle monete? Che aspetta al convento, vero padre? Ferdinando? Tesoro? Aspetterà chi ne avrà diritto. Esatto. Ma lasciateci parlare adesso, andate. Vuoi andare anche a me? No, tu resta. Francesca,
Le presento padre Giuseppe Cantini, amministratore del convento, Francesca Barbati, sorella di Rocco. Piacere, piacere. Padre, un bicchiere con un po' di vino? Ma se proprio si può, E sì. Cirillo, togli i goti e il vino. Grazie, grazie. Non avvilitevi, Francesca, che tutto si aggiusterà secondo la divina provvidenza. Dopo quanto Grazie. Cirillo ci ha riferito, fratello, non dobbiamo fare altro che quanto il priore ha Il stabilito. priore, sì, Beh, sì, ma sì. il tesoro che spetta al convento, vero padre? Ma è il caso di dirlo. E a me parte il sacchica che spetta. Sì, 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 sì. Noi non vogliamo compromettere vostro fratello, perché qui si tratta di appropriazione indebita, perciò convincetelo a ragionare. Mi farò tutto il possibile, però bisogna che non parla, perché sennò queo me coppa. Adesso è ZDA col suo avvocato. Il caro avvocato Pennella, sempre lui. Cirillo, chiama Rocco. Va bene. Palò! Sì, chi sei? Padre Ferdinando e padre Giuseppe, io vuoi? Oh, che piacere! Vengo subito! Oh, mi pare calmo. Manco mai. Avvocato, oggi verti, perché questa se sente che sa il fatto suo, ho capito? Salute Rocco. Salute! Il mio avvocato, l'avvocato Spinella. Padre Giuseppe Cantini, amministratore del convento. Un umile fratello. E l'umile fratello, sai che mi non so cattolico, apostolico, romano? So che non siete un fedele in Cristo e ciò mi addolora più per voi che per me. E mi dispiace dire che io potrei scavezzarsi anche la gamba che per me io stesso non tiraria mai sulla terra. Rocco! Taziti, dammi in trio il mio mezzo milione, perché vedo che te ne massa d'accordo con certa gente. Lei, avvocato, è al corrente del fatto, vero? È sicuro? Dunque, Rocco, a che gioco giochiamo? A che gioco giochiamo, avvocato? A che gioco giochiamo? All'asso ciappa tutto, mino l'asso di conseguenza via. Chiacchiere, mio caro, chiacchiere. E se calma, caro fratello amministratore. Perché capisci, avvocato? Elemosina che arriva al convento è talmente tante che vuoi l'amministratore. E il qua si rabbia se qualche fradeo poaretto il poi diventare sion. Se siamo venuti qua ad ascoltare le vostre stupidaggini, propongo di agire secondo la legge che ce ne dà diritto. Mi faccia come chi vuole. Se vuole ascoltarmi, buon. Se no, mi faccio tabu e rasa varra. Voi non avete diritto di offenderci, perché io sono uomo capace di levarsi il saio Sì. e di prendere... Rocco, così Butto che scomissi a te, a parte a te, ad ogni par prima. Rocco, in nome della buona educazione e della tua onestà, ti supplico di avere un comportamento più corretto e di venire all'argomento principale. Dov'è il tesoro? Dov'è il tesoro, Il dentone batte dove la linguaccia duole. Via così, avvocato. Dov'è il tesoro? Dov'è il tesoro? Allora, è il tesoro è con me. Benissimo. Benissimo, ma non vi ho dato E perché mai? perché quel tesoro mi sta da me, da un mio amico, che adesso non è più in paese, ma che potrà tornare da un momento all'altro. E lo nascose nel campo del Signore e tu lo permettesti? Prego? E lo nascose nel campo del Signore e tu lo permettesti? E vuole dire, avvocato, come che tu fatto a nasconderlo là? Non te sapevi che quello era il campo dei frati? Giusto, giusto. Ma se sta dopo che mi sto preoccupando di spostare il confine. E voi non pensavate che spostando il campo il tesoro poteva entrare nei confini del convento? Prego? Dico,
E voi non pensavate che spostando il campo il tesoro poteva entrare nei nostri conventi? Sì, giusto. No, io lo mando via. E sta qua in silenzio, non dice niente. E me la sa fare tutto a me. Io assicuro. Mi ha un licenzio avvocato. Scusate, mi stavo consultando col mio legale. Ex! Dunque, il tesoro ha uno sconto di note. E siccome che mi da note che vedo poco, mi preoccupava dopo di spostare il confine. E chi sarebbe questo tuo amico che tutti in paese conoscono? Tutti conoscono, caro padre Ferdinando. Il signor Cesare Traversa. Tutti sanno che in questi anni qua è sparito dal paese. Tutti. Cesare Traversa non era del paese e diceva che veniva sfoato da Roma. Ma in effetti in quell'epoca frequentava il convento Cesare Traversa. Sì. E Cesare Traversa lo incontrò un giorno e mi ha detto che andava al convento a procurarsi dei documenti falsi. Ma un padre all'epoca non che già era in No, padre convento. Ferdinando no. Qui, signori miei, entro io. Poiché il mio cliente asserisce ciò che vi ha testé rivelato, ho l'onore di comunicarvi che è mio dovere di contestare al convento dei Fate Bene Fratelli il diritto di appropriarsi del tesoro in questione. Sì. I tesori quindi saranno messi nelle mani delle autorità competenti e saranno esse a decidere. Il tesoro è presso di noi. Si chiami pure un pubblico ufficiale che ne stabilisca l'esatto valore e si prendono i dovuti provvedimenti del caso. Bravo, avvocato, così va bene. E ora vi ha in mano a carta con scritto il numero delle monete e una data, quella della sera in cui fu nascosto il tesoro. Bravo, avvocato. Ed erano del Traversa quelle monete. Sì, mi ha confessato a me. E le ha portate a Roma. Se le cose stanno così, si vede chiaro che cerchi cavilli e pretesti. Non ci resta allora altro che agire. Noi da parte nostra e voi da parte vostra. E noi da parte che nostra. venga il notaio e anche il maresciallo dei carabinieri. Arrestarmi? No, per prendere atto delle vostre dichiarazioni, caro Barbati. Lo possono, avvocato? Assicuro, è a causa di scomiscià. Vago mi dal notaio. Bravo, avvocato, il vaga pure, il vaga. Aspetta, avvocato, che vengo anche a me. E mi va a chiamare il maresciallo? E mi aspetterò in camera mia. Non si sa mai che se un ore dea. E qua in giro che se massa troppi fratelli. E adesso cosa si fa? Certo, questo è un ostacolo che ci impedisce di entrare in possesso del tesoro. Anch'io ho sentito in paese a parlare di questo Cesare Traversa. Il Barbati ha mentito. Quel Cesare Traversa era un ebreo. Il suo vero nome era Isaia Levi e si rifugiò nel convento per sfuggire alle persecuzioni razziali. Si stabilì, si convertì alla fede cattolica e vestì l'abito talare. Quel Cesare Traversa, fratello, mo si chiama Padre Giuseppe Candini e so io, alla nostra, hai capito che qua è Grazie Rosa. E a Novie? Sì, tra un momento. Siamo pronta per Sì. Mia mamma sei davanti. Ma
io sabio che bianca Pasquaglia a processione. Oh, signore, che t'ho fatto pace? E se l'ho messi da denti qua davanti, quel che mancava. Che bello. Ma adesso che sei tanta gente in giro. In strada, che sei la fia longa dei carettini, tutti quei dei paesi vicini, tutti. Era circa 15 anni che mi portava in processione il protettore. Ora dai, donne, sbrighiamoci. Sì, devo. Mi ne fermo un poco qua, ecco. Tutti adunata un cuo, Tutti all'adunata, andè pure, andè divertive. Resto mi qua a attendere a casa. E sono sicuro che attenderò meglio di qualche altro. Andè avanti, andè. Demo, donne. Beh, e una va Rosa. Adesso, Rocco, così pressa di mandarmi via, Helga. Sei in via state? In sto momento. Peccato, se faceva strada insieme. Dove siamo, Umbrea? È un'Umbrea quasi nuova e andiamo! Ma che cosa, Umbrea? Avete Umbrea qua? Sì! Dai, ho freddo. Cosa hai detto qua? Fammi vedere. Così ha detto. È Umbrea! Così. Brutto! Uno che vedeva bene, credeva mia. Che credevi tu? E ora perché ti attenevi sconta? Che avendo paura che ci passi a piova? Signor Menico, non si fa così. Perdono. Che cattivo ladro! E ti? Dove vai tu adesso? Dove sei che te vai? Dove che va tutti a processione? A processione, perché fa sta piovere, E vedrà che pioverà. E vede che nuvoli che sei in cielo! Sirocco. Sirocco cosa? No, non diceva Sirocco, aria de Brentana, umidità, aria de temporale. Aria del terremoto, quello che volia. Ma un terremoto intelligente come che dico mi, quindi lissi, hai una ventina da larga. Andè, Che ho bisogno di me? andè tutti alla dunata, avanti, e mi resto qua come che si dice, meglio soli che anche te mangia. Veramente via. non sarebbe così? Avanti, codito. Vorlo restare solo. Vago via. E a fassa come che ho Rosa. Beh, se sei così, resto. Allora, restiamo qua, in silenzio. Certo, non si può dire sto silenzio tanto espressivo e a pensarà che non so cosa dire, No, mi sono sicura che io potrei dire tante robe. Bastaria che il volesse. Non ho niente da dire, è che delle volte mi sento un disgraziato e è invidio, E perché? perché vorrei avere un po' di sua cultura. Invece mi so tante robe, ma non so come esprimerle. Così finisco per aver torto, mentre invece ho ragione. Ma perché si associa per dei nervi, ma non è colpa sua, Rocco. E la massima parte degli uomini è fatta così. E mise pochi quei che cerca l'equilibrio nella donna. Violenza e dolcezza. E a parla bene Rosa, e so parole mi fa pensare quello che non voglio. E a vaga in Cesa Rosa, e a vaga. Va bene, vago, ma... E prima voglio dirgli che ho trovato giusto quello che ha fatto nei riguardi della causa. E chi sei che poteva immaginare che Cesare traversa il fosse? E così l'ho detto, tenive pure il tesoro, a voglio vedere quanto che vi resta sulle vostre mani. Così se da una parte ho perso, da st'altra ho vinto, perché chi che ha rimesso per adesso, se sta il convento, che pur de vedere finia a causa, e me ha concesso di spostare il piccolo campo dove che mi fa comodo a me.
e che ha ridotto a terra da 10.000 a 5.000 metri quadri. E cosa ha scelto il posto? So qua che aspetto il mio avvocato col perito del convento. Hanno scelto un postesino rosa, e sa, là sotto, qui a torre, mezza di rocca, sotto a torre, Sì, e sa sicuro, dove, sì, no? sì. Non basterà 10 anni di lavoro per far che crescere una patata, 10 anni! Ma così si espone a critica di tutto il paese. Meglio essere criticato che compatio. Non sei persuasa? Che io posso ottenere tutto? Sì. Ma che la sua coscienza sia tranquilla, no, Rocco, non può essere tranquilla. E se sbaglia, le coscienza è a posto. E ha sempre l'aria di proteggermi, come che si fa con Putin. Ho 47 anni, Rosa, e so cosa che ho da fare. E se me sorella che ha messo in testa qualcosa, beh, mica dico che non mi sposo. E non voglio che nessuno che fica il naso sui miei interessi. Chiaro? Peccato. Io non so aiutare l'affetto di una sorella, di un amico o un'amica che voglia farvi amare a vita per quel dono divino che è a sé. Io vedo che il mandorlo in fiore. Beh, ogni anno il veste dei fiori e il suo profumo il per tutti, come che se per tutti i suoi frutti, pel buono e pel cattivo, per il saggio e per l'ignorante. Per l'ignorante, Rosa, che saria mi. Vado a pregare cost'altri e poi la pregherò per lui. E mi intanto faccio i scongiuri perché non sono ancora morto. E il mando è aro, i frutti e a coscienza. Quante stupidaggini, fammi una carità. Tessi, chi è ladro che hanno passato me la porta via il mastio e la roba di mia sorella? Brutto disgraziato, vieni qua, vieni qua! Non denunciarmi, no, te prego, no, e lui ha fatto tutti i forsetti, ti davo... No, non ti denuncio, no, te colpo, guarda! Perdonami. Perdonate, no, faccio giustizia per conto mio! Anzi no, per punizione. Te mangiare questo, guarda, per merenda ti mangiare tutto. No, te vuoi dire anche vieni qua, dentro dal basso te vedo, così,
E domani altra razione. Che razza di soddisfazione, ciò. Che razza di soddisfazione. Buongiorno Rocco. Avvocato, come sia? L'ho fatto tutto? Tutto a posto, il geometra del convento deve stabilire una nuova linea dei confini. E fra poco sarà qua anche padre Ferdinando. Ho capito, ma mi dica, avvocato, cosa si è spesa? Cosa ho speso di tutta sta roba? Registro, carte boa, Sì. diritti del notaio. E mi, se non vedo spiase, No, avvocato. 20.047,50. Hai spendo voi, Piera, avvocato, sti schei, perché sa, qui è un postesin. Adatto al convento, sto anno che viene, gli gavarà un bel raccolto, teste de barisando e coi de sorte, caro avvocato. Viene da firmare. Da firmare? Sì, sì. Dico, che lo fai qualche capea, No, mi ha messo la crosetta, poi io dai catasto. E mi fa sapere. La mattina, Dove? qua. Ecco qua, e me daga. Sì, avvocato. Ecco qua, là. Hai visto? Là. E guarda, Benissimo. Ecco qua. E vaga pure, avvocato, a dare un'occhiata al geometra. Se dopo il voi col torna e il passa parte qua, che bevevo da sopra. Benissimo. Sì. E vaga, che raccomando, Arrivederci. avvocato. Che raccomando. Arrivederci. Arrivederci. Aspetta. Aghiasso qua il contratto intanto, e atto notaria, che dà una letta intanto. Che raccomando, Una avvocato. letta, Oggi verti, avvocato. Mi raccomando. Oh, ecco qua. Atto notarile. Finalmente, finalmente. Finalmente trovo qualche du. Tutte le case se sarà da ste parti. Buongiorno, buon uomo. C'è il podere Barbati questo. Me a so barbati. Lui? Oh, finalmente. Scusami, avevo una carega. Sono straco morto. Sta comoda. Grazie. Dai un gotto di acqua per piacere. Un gotto di acqua. Finalmente. Ecco qua. Grazie. Ma io chi sei? Mi chiamo Massimiliano Capato, detto Scresenda. Scresenda? Tiro il fiasco, sì. Insomma, tanto ma cadovaria. So occuparmi per star meglio. Ma non renegò il coraggio perché la vita è ase sacra. Ho capito. Ero caporale del 4 battaglione Caristi. E guarda, sommi. Eccomi qua. Eccolo qua. Che razza di cambiamento, Gio? Grazie. La saria è lunga mia storia da contare, ma in due parole che voglio dire. Mi dica. Quell'8 settembre, quell'armistizio, i tedeschi che hanno disarmato tutto il nostro battaglione e ne tenia come prigionieri. Ho capito. Un giorno un bombardamento aereo che ha distrutto tutta la caserma. Nella confusione siamo riusciti a scampare. Già eravamo in 5. Un romano, due napoletani e un tedesco. Se sta proprio il tedesco a confidarne che aveva con lui parte del tesoro del suo corpo d'armata. Tesoro? Sì, marenghi d'oro che chissà dove chi gli aveva rubato. Marenghi? Marenghi d'oro? Ho capito. E dove avevo portato sto tesoro? Che a sera, trovandone ormai suo perché tutti st'altri c'era sta copa, che aveva con me il tesoro. E ho sconto in fretta e furia, con una fatica che non che dico, su sta terra qua. Suave terra? Ma non ho trascurato a mettere dentro un mio scritto col numero esatto delle monete che mi aveva detto il tedesco. E a data. Ho capito. E dopo, appena liberata da sto tesoro, sono in cerca per casa chi mi dica il nome del paron della terra. E subito sono scampato. Ma non sono da tanto distante, perché il giorno dopo i tedeschi mi hanno chiappato un'altra volta e mi hanno portato oltre il confine.
E adesso Dio solo sa come che mi trovo qua. Ho capito. Ma Dio, ma io adesso come farò a dimostrare che il padrone del tesoro è Gesù? A voi prove sai. E guarda, questa è la stessa carta che c'è dentro nella cassetta. La stessa Sì, carta? stessa carta, stessa calligrafia, è la mia, stesso colore. Ho capito. E adesso cosa intendo io fare? Col suo aiuto trovare il tesoro e mantenere la promessa. Promessa? Che promessa? Di fare a lui Barbati un bel regalo e tutto il resto a un istituto, un convento. Fate bene, fratelli! Perché che c'è un convento qua? Sì, fate bene, fratelli! Ecco, perché mi tocca dentro e mi faccia finire i miei ultimi anni in pace. Non ho più nessuno che mi aspetta, solo la morte. Ho capito. Ma Dio, se sta carta cascasse in mano di qualche altro, questo potrebbe dire di essere lui il padrone del tesoro. Ah, certo, certamente. Perché? Sicché, se mi chiappasse sta carta, andaria da padre Ferdinando e gli diria: un momento padre, è il padrone del tesoro, assomì. Adesso fai quello che vuoi, ma adesso il tesoro è un me. Cosa dici io? Questo qua, lo faccio fuori. Tanto gli ha detto che chi occupa che fa anche un piacere, beh, sto piacere lo faccio me. Come che si dice caro capato? Morte tua, vita mia, morte tua. Fuori la carta! Fuori la carta, Guido, se no te sparo! In nome di Dio, perché... Fuori la carta, Guido, dammi la carta qua in mano! Sì. Subito! Dammi qua! E adesso vieni qua, avanti! Dentro va! Dentro, Guido! Senta morire, ma per mettersi d'accordo? Io non voglio mettermi d'accordo con nessuno, detto capito? Dentro, Guido! Ma voglio spiegarvi... Non c'è niente da spiegare, capito, capato? Dentro va! Avanti! E silenzio! Adesso è a carta. Adesso con la carta in mano. E adesso a noi due, caro padre Ferdinando. Ah, che soddisfazione, che razza di soddisfazione. Tutto fatto? Speriamo di non dover tornare più sora, Questa volta hai fatto tutto ciò che più ti garbava. Hai scelto proprio un bel posticino. Ero nel mio diritto. Comunque vengo da assare perché ho una causa. Ah sì, avvocato. Buon. E dal notario è tutto a posto. Va bene. Scendo anch'io, perché non voglio mancare alla funzione religiosa in piazza. Un momento padre, ho da parlarghe di una cosa un poco delicata. Non te vorrei mica spostare il campo un'altra volta? No, si tratta di una roba seria. Vabbè, allora verasso. Arrivederci. Arrivederci, avvocato. E ora? Come dire, caro padre Ferdinando, per caso, dai qua colù quel tocco di carta vecchia che si sta trovando dentro la cassetta con scritto il numero dei schei? Si ricorda, no? Sicuro? Devo portarla proprio stasera al priore per includerla nelle carte del tesoro stesso. E se mi che dicesse che st'altra metà della carta, stessa qualità, stesso colore, stesso valore che ha la carta, e avomi, io, cosa dirissero? Ti? Sì. Dite che st'altra metà della carta? Sì. E ti lo dici soltanto adesso? Questo è un argomento che discuteremo in un'altra sede. Non può essere stato un mio capriccio per vedere chi sei i veri amici dai nemici. E dove sei adesso sta carta? Sa che a mostro, io cosa dirà? Che del caso bisognerebbe discutere la cosa da buoni fratelli. Ah, da buoni fratelli, Allora, eccola qua. E mi fa vedere la sua.
eccola. E ora? Ma non combacia! Non combacia! Ma non combacia, questa è una cartaccia qualsiasi! Una cartaccia qualsiasi! Sicché questa è una carta per forbirsi brutto disgraziato, farabuto delinquente! Aspettami adesso! Ciao disgraziato! Farabuto, vieni qua! Vieni qua, Lodito, vieni qua! Dimmi cos'è sta carta, dimmi, se no te colpo, guarda, te colpo! Avanti! Rocco, chi sarebbe questo signore? Ma che signore? Questo è un delinquente che si era fatto passare paparon del tesoro. Dimmi cos'è sta carta. Avanti, parla! Rocco, ti proibisco di trattare male questo signore. Dunque avete detto di essere stato voi a nascondere questo tesoro? Sicuro, padre, il tesoro è mio. Avanti, parla, dimmi cos'è sta carta. Parla pure liberamente. Io sono del convento dei Fatebrene Fratelli. Il tesoro è stato trovato in un piccolo podere del convento e ora si trova a disposizione delle autorità competenti per gli accertamenti del caso. Avanti, Lodito! Ecco, padre. Padre? È Ferdinando. Massimiliano Capato, detto Scresenda. Questo è il più delinquente della terra. Dimmi cos'è sta carta, dimmi! Avanti, parla! Ecco, padre. Lui mi cammina già qua a pistola perché darsi la carta che gli avevo mostrato. Mi sono confuso, mi sono sbagliato e ho guardato la carta sbagliata. La carta sbagliata? Sì. I cassetti gliela do. Una sconta su sta terra qua e che altra più in là vi sia un attore di Rocca. Rocco! Nel nostro fondo! E in questa seconda cassetta c'è l'altra metà della carta? Sì, padre, e quell'altra carta è questa. Eccola qua. Precisa! Lo stesso colore, la stessa qualità, le stesse slabrature, combacia! Combacia! Via tutti da casa mia, fuori con i vostri tesori, non voglio più vedere nessuno. Avanti, fuori da casa mia e via anche questo, io non ho bisogno di protettori, so proteggermi da solo. Ciappa qua, portilo via, fuori da casa mia e non stampi passare di qua perché la stioppetà sue coste non ti accava nessuno, brutto disgraziato. È uscito il santo, è uscito il protettore, si avvia in processione per le strade del paese. E vaga via anche lui, non ho bisogno di lui. A mi bruso, mi so che bruso, mi so il diavolo, mi non capisco più niente. E vaga via, fuori da casa mia! Rocco, ho un'idea. Mi interesserò presso il priore perché tu ottenga il riscatto di tutta la tua terra. Non ho bisogno del suo aiuto, metterò da me solo tutto quello che è mio, metterò da me solo. Tutto quello che è tuo? Ma sei proprio sicuro che tutto è tuo? Io invece ti dico che niente è nostro, è tutto del Signore. Egli non ha bisogno di quel piccolo pezzo di terra che tu con tanto accanimento non vuoi concedere. Egli ha bisogno solo di un po' di fede. Addio, Rocco. Ti prometto che tutto tornerà a te. Saremo noi a rinunziare a quel piccolo campo. Ma ricordati, niente è nostro e tutto è del Signore. Rosa! Questo temporale non l'ho vista. Che era senti in paese? Beh, mi so sta casa, ma te senti in giro che ne era tanta, tutta quella dei paesi vicini? E scusa,
E scusa Rosa per quello che ho detto prima. E ameaça dire Rosa. E voglio un suo consiglio. E sa Rosa, quel piccolo campo, quello dei frati, è più grande Rosa, più grande perché Rosa, che ha paura e a piova. Devo fuori, che ha paura. No, questi si giossi d'oro, stuano, anche se era pan per tutti. Pa il buon e pa il cattivo. E pa l'ignorante che saria. Vago subito a prepararmi, Rosa, vago subito. Rosa! Rocco, il si cambia, Francesca, il si cambia! Oh, il santo! Questa è una grazia sua, una grazia! Francesca, piove, finalmente piove! Ah, domani Rosa che ne metterà uno del più bello, grande come quel muro là, guarda, grande così, e ne troveremo uno del più bello, su un momento di sconforto, e lo butta via, ma domani ne troveremo uno del più bello, del più grande, vamo subito a togliere il carretto, Rosa! Francesca, cosa che sei? Pedrio del quadro, del santo, in mezzo, che avevo sconto il milione, 100 fogli da 10 mia,